Sesta corsa, una prova senza frusta a reclamare, sono in 10 al via. 1 Commander Crow, 2 Brivido Rich, 3 Certezza Grim, 4 Bianco Cipriani, 5 Zia Meme Class, 6 Zaffiro Como, in seconda fila 7 Amelie Pan, 8 Briscola Matley, 9 Twitter di Casei, 10 Ultimatum Indal. Favorito con il numero 6 Zaffiro Como, Enrico Cuglini. Autostart che accelera e si parte. Gran lotta per il comando, la rottura di Certezza Grim, Zaffiro Como dal largo, va subito a condurre, c'è la rottura di Zia Memecla, rimane in seconda posizione Brivido Rich, mentre ha sbagliato anche Bianco 5, Cipriani. Zia Memecla squalificato. Rimane in terza posizione Commander Crow che precede Amelie Pan, quindi all'esterno Briscola Matley, poi Twitter di Casei, mentre alla retroguardia rimane Ultimatum Indal. Il battistrada Zaffiro Como completa il primo quarto di miglio in 37 e riduce il ritmo ora all'avanguardia, portando ovviamente tutto quello che può dalla sua parte finché qualcuno non verrà a punzecchiarlo al largo. 47,4 per i primi 600, passaggio davanti alle tribune, Zaffiro Como in vantaggio, Enrico Cuglini steso in salchi che lo trattiene, ne trattiene gli ardori, completa i primi 800 in 1,2,5, si va sul piede dell'1,18. Al largo c'è sempre Briscola Matley che cerca di recuperare qualcosa precedendo Bianco Cipriani. Non vanno però molto avanti quelli al largo, il primo chilometro a fermare di Zaffiro Como in 1,17,7, Brivido Rich nella sua scia, poi Commander Crow, ancora Briscola Matley ed Amelie Pan che cerca di venire in mezzo alla pista con la sua consueta progressione finale. Zaffiro Como e Brivido Rich, primo e secondo a 400 dal palo, 1,32,4 i 3/4 di miglio, 14,7 di là, allunga Zaffiro Como, Brivido Rich che prova a non perdere le tracce, poi Commander Crow, Brivido che sposta 200 dalla conclusione e piazza il suo speed secco addosso a Zaffiro Como che cerca di sfuggirvi, Zaffiro in vantaggio, Brivido che si fa piccolissimo e passa sull'avversario, Brivido Rich che viene a vincere con un solo scatto secco nei confronti di Zaffiro Como. Al terzo posto finisce Amelie Pan, 29 ad arrivare, 1,15,4 il ragguaglio cronometrico. Samuele Querci che dopo aver vinto la Tris con Costante Jet fa sua anche questa prova con Brivido Rich. Alessandro Amoriello che è l'allenatore e raddoppia così anche da trainer per l'esultanza di Samuele Querci. Secondo Zaffiro Como, al terzo finisce Amelie Pan, successo con 200 metri terrificanti di Brivido Rich che nonostante Zaffiro Como avesse fatto i propri comodi lo ribalta nel finale. Eccolo qui il momento decisivo, sposta al largo, si fa piccolo piccolo, si schiaccia sulla pista, Brivido Rich vola via Zaffiro Como e vince nettissimo Samuele Querci al raddoppio in serata.